Col presidente di Savno Giacomo De Luca andiamo a capire perché adesso, ma lo era già prima, Savno diventa 100% green. Abbiamo pensato che raccogliendo il rifiuto organico, l'umido e il verde, e con quel procedimento che stiamo facendo possiamo ricavare anche il biogas. Il biogas, perché non lo mettiamo nei nostri camion? Per quello abbiamo provveduto a acquistare 10 camion e quindi la nostra flotta si sta avviando per diventare una flotta solo a metano. Questo non è l'ultimo step dello sviluppo di Savno? No, abbiamo appena cominciato, adesso perché anche l'investimento non è stato, abbiamo fatto un primo step di 2 milioni di euro tanto per cambiare, perché non è la cifra, su un bilancio di 36 milioni non è poco insomma. Col presidente di bacino, signor Vailardi, parliamo di questo nuovo parco mezzi di Savno per una Savno sempre più green. Ma sicuramente sì, al di là della Savno un territorio sempre più verde. Questo è un bellissimo territorio, la sinistra Piave, credo che abbia anche il diritto di andare nel futuro, in un futuro sempre più verde. Già da diversi anni ne parliamo con i sindaci che hanno condiviso questo percorso. Oggi è una giornata importante perché al di là delle operazioni di facciata, magari di tutela dell'immagine che si cerca di fare nel mondo dell'ambiente, oggi effettivamente si parte con questa operazione. Mezzi completamente a metano, non c'è doppia alimentazione, solo ed esclusivamente metano. Quanti mezzi, mi scusi? Oggi iniziamo con i primi 10 mezzi, ma nel giro di 2 anni sostituiremo tutto il nostro parco macchine che si aggira intorno ai 70-80 mezzi a seconda delle esigenze. Stavo dicendo biometano perché effettivamente questo combustibile che andrà a alimentare i nostri mezzi deriva direttamente dal ciclo integrato dei rifiuti, quindi tutta quanta la frazione organica viene trasformata in biometano che va a alimentare i mezzi. Io credo sia un ottimo punto di partenza in un periodo quando sempre più si parla di polveri sottili, per diversi mesi abbiamo parlato di inquinamento, oggi noi effettivamente stiamo facendo qualcosa per tornare indietro, tornare alle origini. Siamo in compagnia dell'ingegner Mandato, vicepresidente di SESA. SESA è una partner una socia insomma, di Savno. Ecco, voi può dirci tecnicamente cosa farete col biometano? Sì, è un progetto che ci sta impegnando da parecchi anni, sono parecchi investimenti e proprio in questo periodo, e coincidono con la partenza dei mezzi a metano di Savno, è partito anche il nostro impianto che produce il biometano. È un metano completamente naturale prodotto dai scarti di cucina e ovviamente da un punto di vista ambientale il vantaggio è enorme, risparmiamo tonnellate e tonnellate di gasolio, ma anche per la città stessa, meno inquinamento, per i rumori, i mezzi a metano fanno molto meno rumore e per l'utente che vede un rispetto e anche un recupero del suo lavoro.